senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna, conduce Laura Ravetto. Sono tornati, siamo tornati, è tornato Sammy Varin ed è tornata la responsabile della trasmissione del lunedì pomeriggio dalle 15 alle 16, responsabile anche pari opportunità della Lega, la deputata della Lega, Laura Ravetto. Ciao Laura! Ciao Sevi, ma che bello riaverti qua. Adesso ci racconti tutte le tue vacanze secondo per secondo. Grazie. Anche perché io non sono come la Laura Ravetto che mette la storia che è stata qua. Dunque aspetta che ricordo, questo weekend ho visto Courmayeur, giusto? In bicicletta, visto, mentre voi andate al mare a fare sollazzoni, io mi sono fatta il mazzo, sono salita fin sulla cima al Blanc de Neige con la bicicletta e posso dirti sono scesa e non ho neanche un po' di male alle gambe. Pensa quanto sono tosta. Io non ci credo, io ho visto soltanto la fotografia con la bicicletta, ma non era ben chiaro se eri partita, come arrivata. Non era ben chiaro? Una di Courmayeur mi ha scritto la cima del Blanc Neige, non era chiaro a te che fai finta di essere uomo del nord di montagna, ma in realtà son terrone. Vai al mare. Vabbè, crediamoci, Laura Ravetto è arrivata su fine, non era neanche un po' sudata, non puzzava di sudore. Ma adesso fatti gli scherzi, ti giuro ho scoperto uno sport, nel senso che io sono molto sportiva, faccio di tutto, ma la bici non l'avevo mai fatta. Bello. Ho scoperto uno sport, è troppo bello e non ero assolutamente affaticata, è stato bellissimo. Non era affaticata, capisci che qui abbiamo proprio una super Ravetto, non una Ravetto, una super Ravetto al telefono e allora cogliete anche voi l'occasione, voi miseri mortali che non avete mai preso. E allora buttatela un po' giù visto che fa la super. Esatto, manco una mountain bike avete mai carpito, chiamate 0292947222 perché questa è la trasmissione giusta per fare una domanda alla deputata della Lega Laura Ravetto anche tramite WhatsApp al 340 6709 659 e Laura adesso inizieranno ad arrivare WhatsApp certamente, ma io posso immaginare che la prima domanda non possiamo far finta di niente, la notizia che ha sconvolto l'America, il mondo e anche qualunque rassegna stampa, qualunque discorso, cioè è tutto cancellato, non si può parlare neanche di Ilaria Salis, ma chi è Ilaria Salis? Il primo messaggio su Ilaria Salis, ma chi è? Ma cosa ce ne frega? La cosa più importante è chiaramente l'attentato a Trump e qui naturalmente subito i complottisti che dicono se l'è fatto da solo e adesso salta fuori che pensava solo alle scarpe, ridatemi le mie scarpe e insomma che cos'è successo ma soprattutto che cosa ha cambiato questo attentato al, ormai possiamo dirlo, candidato presidente degli Stati Uniti Trump, anche se non è ufficiale, ma che cos'altro vuoi scegliere, che cosa ha lasciato in noi e qual è anche come si può dire la storia che ci porta a una cosa del genere. Abbiamo sbagliato noi, ha sbagliato anche Sammy Varin, perché in fondo in questa trasmissione a volte ci si attacca, si è un po' violenti, virulenti, dobbiamo più fare l'amore, moderare il nostro linguaggio, perché poi tutto questo può portare anche a bang, ti sparo e cerco di ucciderti. Laura Ravetto. Ma allora, secondo me un esame di coscienza ce lo dobbiamo sempre fare tutti. Io però credo che noi, soprattutto voi in questa radio, non facciate mai la criminalizzazione dell'avversario. Mi sembra che portiate avanti dei temi. Allora, la divisività sui temi per me può essere anche sana. Il problema è la criminalizzazione dell'avversario. Non mi voglio nascondere, talvolta alcuni del nostro partito la fanno, secondo me la fa moltissimo la sinistra, facendo finta di non farla. Io non ho quello stile, a me non piace, secondo me è sbagliato, io sono una competitrice virtuosa e sicuramente bisogna sempre pensare che effettivamente ci sono anche delle menti più fragili che possono ascoltare e che possono quindi seguire maldestramente le tracce dei politici. Però diciamoci la verità,
la cosa incredibile della situazione americana è che lì veramente la sinistra e gli ambienti di sinistra hanno creato il tiro al bersaglio di cui dicevamo prima. Veramente è stato alimentato un odio verso Trump notevole, quindi io condivido molto le parole di Salvini e parole da cui hanno preso le distanze anche qualcuno, diciamo così, dei nostri alleati centristi, secondo me in maniera un po' sbagliata, nel senso lui ha ragione quando dice ecco questo è il risultato di creare non la competizione sui programmi, sulle idee, ma quella che viene chiamata dagli americani la character assassination, cioè la criminalizzazione della persona. Così come io quando vedo Biden completamente, possiamo dirlo, rincretinito, non sono felice di vederlo così. Per me è un problema che uno che ha i codici della bomba nucleare confonda Zelensky con Trump, con Putin, o Kamala Harris, no, come ha confuso Zelensky con Putin e Kamala con Trump. Mi preoccupa, però non vado a dargli del rimbambito ogni minuto, dico che è preoccupante per l'America ed è preoccupante se un presidente così fosse confermato, mentre di Trump la ridicolarizzazione dei suoi capelli, della sua tintura, delle sue scarpe da ginnastica, il tentativo di farlo passare per il pericolo pubblico numero uno, ecco, secondo me ha alimentato questa situazione. Quindi secondo me un grande esame di coscienza la sinistra in America dovrebbe farsela. Invece che cosa fa Sammy? Dopo che quasi uccidono Trump, se la riprende con Trump, dicendo che lui, che coraggiosamente dopo lo sparo non cerca le scarpe per cercare le scarpe, cerca le scarpe per ritrovare la sua autonomia, camminare da solo e fa quel gesto fight, 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 che non è andiamo in guerra, ma è resistere, combattere, nel senso di sto in piedi, dobbiamo stare in piedi. E allora non è che il problema è chi ha sparato e forse anche chi ha creato il clima a sinistra perché sparassero a Trump, no, è Trump che quasi mezzo morto però trova la forza di dire combattiamo, è lui che istiga all'odio, cioè qua siamo al ridicolo, Sammy, non so se sei d'accordo. Sì, e come no, io sono quello che da sempre quando inizio la trasmissione faccio il pugno così, il pugno di potere al popolo, guarda un po', perché la mia trasmissione si intitola così, potere al popolo, fight, 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 resistiamo nonostante tutto. È chiaro che è ormai diventato un'icona Trump che fa così col pugno insanguinato ed è un qualcosa che già compare sui gadget, sulle magliette, persino in Cina. Ti puoi immaginare che cosa succederà a novembre quando davvero si deciderà qual è il prossimo presidente degli Stati Uniti. Ma intanto... Allora, secondo me, scusa se ti interrompo, succederà semplicemente che se era già avanti, perché dobbiamo dirlo, era già avanti di 2 punti nei sondaggi, sarà avanti di 10. Volevo ancora farti una domanda, Sammy, perché voglio anche la tua opinione. Di questo non hanno parlato i giornali. L'attentatore è stato ucciso. E secondo me è normale che succeda così, perché questo aveva in mente probabilmente di fare una strage, non è che si sarebbe accontentato, era dall'alto, poteva sparare su una folla. E avrai notato che, perché abbiamo seguito tutti, no? Poi i siti americani, le TV americane, qualunque televisione, qualunque programma americano, di destra, vabbè lo do per scontato, ma anche di sinistra, non si è azzardato minimamente a trovare polemica su questo. Secondo te in Italia avessero, come si dice nel gergo, abbattuto, anche se pare brutto, ma diciamo così, detonato un potenziale stragista, uccidendolo, secondo te davvero non ci sarebbe stata nessuna vocina di sinistra che avrebbe iniziato a dire che però le forze armate, le forze all'ordine forse potevano solo sparargli alle gambe? No? Cosa pensi di questo? Effettivamente, soprattutto perché insomma pur giovane il ragazzino pare insomma che fosse dalla parte di Biden, quindi insomma era uno che gli stava veramente sulle balle anche per un motivo politico il signor Trump. No, invece hanno attaccato il servizio segreto, adesso c'è l'indagine sul Secret Service e anche perdonami, qui siamo sulle pari opportunità e quindi dovrei essere un attimino più paludato, invece anche sulla agente segreta femmina con lo chignon che ha preso Trump, sembrava una roba un po'
poco professionale, dico, ma perché non ci si può fare lo chignon? Beh, no, però faceva una sensazione strana questi che del servizio segreto, appunto, che erano stati avvisati: oh, ma guarda che c'è uno sul tetto col fucile, cazzo. Fermi, però poi mi fai girare le scatole. Allora, Lo volevo. Responsabilità, no, lo fai apposta. Premesso che le responsabilità vanno accertate indipendentemente da uomini o donne e non sono responsabilità di reazione successiva, ma semmai di prevenzione, perché non esiste, e quindi non necessariamente degli agenti che sono lì intorno a lui in quel momento, ma di quelli che hanno fatto prima, come si fa da noi, no? Per il più normale dei politici, prima si fa la perlustrazione dei luoghi, si vedono quali sono i luoghi sensibili, ma addirittura quando lavoravamo negli Stati Uniti lo si faceva nella mia azienda multinazionale, quando veniva l'amministratore delegato ad una convention aziendale, si monitorano tutti i luoghi, oppure quando andavamo con Berlusconi, io me lo ricordo, no? Vanno prima. Ora non è normale che una piattaforma sopraelevata dinanzi a un palco non sia stata attenzionata. Che questo sarà il problema, semmai, non certo di quelli che erano intorno a lui, Chignon o non Chignon. E detto questo, tu sappi che le donne dell'intelligence in America ci sono da millenni, sono bravissime e si possono benissimo fare lo chignon. Non ho capito perché si devono tagliare i capelli le donne, perché per certi ruoli devono travestirsi da maschi, si fanno lo chignon perché non devono essere impedite dai capelli lunghi, è ovvio, perché devono potersi muovere in agilità. E quindi per evitare un impedimento. Non vedo perché si dovrebbero rasare, caro Sammy. Aspetta, Lo dici per invidia, dai, tu lo dici per invidia. Io no, lo dico, non ci mancherebbe altro. Io proprio con il caldo che fa, l'ultima cosa che vorrei avere in testa sono i capelli, assolutamente. No, lo dicevo per i media, invece, per i media che ci stanno ascoltando. Allora, sto scrivendo l'agenzia, Ravetto, non toccatemi lo chignon. Bravo, perfetto. Questo mi piace. Ok. Non toccatevi lo chignon. Che c'è anche il doppio senso, sai, di questi tempi ci Esatto. vuole. Schumacher che ha fatto anche lui, ormai non sai più di cosa parli, sei un uomo, sei una donna, ma è bello così, è bello così. Laura Ravetto in diretta con noi, signori, chi ci sta ascoltando alle 15:25, state inviando messaggi grazie al 340 6709 659, ma non abbiate timore, non morde quasi mai Laura Ravetto e potete anche telefonare allo 029294 7222 e porre una domanda a Laura Ravetto che risponderà. E a proposito di pari opportunità, non possiamo far finta di niente, signori, questa è la settimana delle decisioni in Europa, una donna ancora al potere dell'Unione Europea, signori, la von der Leyen, e potrebbe anche succedere che la Meloni si ritrova a votarla con il PD. Io voglio sperare di no, ragazzi, però insomma sarebbe il colmo. Cosa ne pensa Laura Ravetto di questa situazione? Dicendolo subito che la Lega è proprio no, la von der Leyen non la voglio, ma sta cambiando, sta diventando più buona, non pensa più soltanto al verde, alle batterie, eccetera. Non la votiamo neanche se si dice pentita di ciò che ha fatto fino adesso. Ciò che penso è che sono fiera di stare in un partito che non ha dubbi nel non votarla, perché il tema non è non votare lei e basta, è non votare la sua agenda, che non è cambiata per niente. Premesso che secondo me non andava votata in ogni caso, ma mi stupirebbe moltissimo una Meloni che la vota di fronte a nessun cambiamento d'agenda. Anzi, perché se una fa l'accordo con i verdi oltranzisti, perché stiamo parlando dei verdi molto fanatici in Europa, l'agenda non solo non è mutata, ma è confermata. Quindi io troverei assurdo questo, ma lì c'è un tema politico, l'abbiamo già detto, gravissimo. Io l'ho detto il giorno dopo le elezioni in una trasmissione sulla RAI, in cui ho detto subito, l'ho detto prima di Nardella, lasciatemelo dire, se l'Europa non tiene conto del voto popolare che è stato chiaro nei paesi europei, e cioè un voto che va a votare i partiti che attualmente non erano al governo dell'Europa, il che significa che vogliono un'Europa diversa, se non ne terranno conto e si aggrapperanno ai numerini dei parlamentari che comunque formalmente danno ancora le vecchie maggioranze, faranno il male dell'Europa. Cioè questi partiti, i partiti dell'inciucio,
per tenersi le poltrone stanno danneggiando l'Europa, e visto che io in un'Europa diversa ci credo e io vorrei che ci fosse ancora l'Europa, credo che mi arrabbio con sta gente che la danneggia, perché finirà che così veramente le persone non vorranno più stare in Europa, perché vedranno che di fatto è un'alchimia burocratica e di poltrone. Quindi questa gente sta danneggiando l'Europa unita. Signori, con Laura Ravetto al 340-6709-659 trovano spazio i vostri WhatsApp, inviateli senza problemi, noi li leggiamo tutti quanti, e anche le vostre chiamate allo 0292947222. Intanto però è arrivato un messaggio audio, non ho idea cosa voglia dire, lo sentiamo. Aiuto, Vai. lo dico anch'io, vai. Buongiorno onorevole Ravetto, io vorrei fare questa domanda: ma se si mettessero tutti insieme quelli del centrodestra, diciamo quelli di Orban, i conservatori, tutti quanti, ecco, non potrebbero per l'elezione della Presidente della Commissione europea, ecco, non possono presentare un loro candidato che vada bene, che non sia la Ursula, perché questa l'abbiamo già sperimentata ed è un fallimento proprio su tutti i fronti, ed è lo sappiamo, è manovrata, è una marionetta che è manovrata dai fili molto potenti. Comunque, ecco, la mia domanda è questa, scusami se sono un po' fuori è una domanda un po' fuori dal Parlamento italiano, ma era una curiosità che mi si scervella da un po' di giorni. Grazie onorevole, grazie per il suo impegno, grazie per la sua grande tenacità che dimostra. Troppi complimenti per Laura Ravetto, restate lì, 10 secondi di pausa, torniamo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi vai, Sammy Varin, Radio Libertà, siamo tornati in diretta, siamo tornati con voi, per voi, in questa incredibile estate caldissima, è ritornato il caldo, ne siamo felici più che mai, tanto la Ravetto va al fresco a Courmayeur e noi qui a soffrire? No, perché adesso è le tornata anche lei a lavorare e quindi ci mancherebbe. È tornata al caldo. Guarda, già la domenica non ero più al fresco. Vedi? Senti, allora, a parte grazie per i complimenti, mi fanno sempre super piacere. Io non penso che lei abbia fatto una domanda che non c'entra con la politica italiana, c'entra e stracentra, perché purtroppo ormai tutto quello che viene deciso in Europa ha un riflesso, no? Sulle legislazioni italiane. Quindi è chiaro che buttare un occhio intelligente e attento, come ha fatto lei, sull'Europa è fondamentale, e lei ha colto un punto fondamentale. Cioè, qual è la scusa? No? La scusa è dicono, no, anche se tutti si mettessero uniti, anche se quelli di ECR, quindi per intenderci il gruppo a cui appartiene la Meloni, facesse un accordo con il neogruppo dei Patrioti, che è quello costituito da poco, di cui fa parte la Lega, oltre all'Assemblea nazionale, e ricordiamocelo Sammy, perché poi mi sono sentita dire in televisione, i putiniani, ma quali putiniani? Premesso di questo gruppo fanno parte ad esempio anche 8 deputati di Renew Europe, fanno parte dei deputati del PPE, quindi tutta gente che non è filoputiniana, gente che vorrebbe cambiare l'Europa, che è un'altra roba, ma anche qua si tenta di macchiettizzare, no? Quella character assassination che dicevamo prima. Dicevo, se quelli di ECR, invece di andare a supportare la von der Leyen o astenersi, che poi voglio dire non è una cosa troppo diversa, si facessero un accordo con noi, sulla carta non ci sono i numeri, ma poi queste cose le abbiamo fatte 1000 volte al Parlamento italiano. Il voto è segreto, Sammy? Me lo confermi che è segreto? Mettetevi intanto d'accordo sul candidato alternativo, poi vediamo cosa succede nel segreto delle urne. In Parlamento si fa spesso così, per esempio quando si eleggono i presidenti di commissione. Le maggioranze fanno gli accordi, le minoranze però dicono, sai che c'è, noi ci mettiamo tutti d'accordo sul nome alternativo, perché poi c'è sempre quello che ha il mal di pancia della maggioranza, quello a cui sta sulle balle che è stato indicato, quello che non condivide quell'agenda ma non ha il coraggio di dirlo. Perché non provare a fare un'operazione di questo tipo? Sono d'accordissimo, andrebbe provata. Purtroppo Forza Italia, vabbè, ci sa, l'abbiamo già perduta.
ma anche la Meloni, insomma, da questo punto di vista non ci sente. Vedremo domani, l'incontro con la von der Leyen e CR, e vedremo, ce lo dirà la Meloni, insomma, alla fine che cosa votano, dillo, siamo curiosi. Arrivano anche meditazioni su Orbán, presidente di turno dell'Unione Europea, che è emarginato perché ha parlato di pace, ha fatto questo tour, è chiaro, non era ufficialmente indicato per fare questa cosa, ma l'ha fatta lo stesso, andando da tutti i belligeranti per parlare di pace. Ha sbagliato secondo te, Ravetto? Vabbè, queste sono tutte domande retoriche. Come si fa a dire che è sbagliata una iniziativa di natura diplomatica? E soprattutto lui ha spiegato benissimo che mica è andato a nome dell'Unione Europea, lui è andato come suo paese che si pone come mediatore. Ma scusate, preferite un paese che si pone mediatore o preferite un paese come la Francia che dice che dobbiamo mandare i nostri soldati? Fatemi capire. E soprattutto è andato anche a Kiev Orban, ma la stampa l'ha ignorata sta cosa, è stato alla NATO e ha votato convintamente i pacchetti per l'invio delle armi. Cioè, qual è il messaggio che si vuol mandare? Che comunque bisogna solo inviare le armi? Che iniziative diplomatiche parallele non vanno bene? Beh, questo sarebbe grave. Signori, c'è scritto Titti De Simone, che salutiamo chiaramente, mi sa che è una tua fan, Titti De Simone, ex parlamentare, ma soprattutto si lamenta che parliamo di pari opportunità, non abbiamo ancora cominciato, Titti, abbiamo parlato di altre cose. Giusto. Adesso Brava, parliamo... Titti, però difeso lo Scignon, brava Titti, lo però Scignon, difeso lo Scignon. Che comunque c'hanno anche gli uomini, anzi stanno anche meglio a volte gli uomini con lo Scignon, quelli con i capelli. La Puglia ha approvato il suo DDL Zan e diciamolo, la legge contro l'omotransfobia, ed è merito anche della pagatissima, ma queste sono voci tendenziose, consulente della regione Puglia, Titti De Simone, che è un'ex deputata, mi pare, certamente non della Lega, e che insomma avrebbe dato il suo imprinting su questa cosa. Che cosa vuol dire la Puglia approva sul DDL Zan? Cioè questi si sono a proposito di autonomia, no, perché siamo qua, io ogni giorno la meno, sono il sacerdote dell'autonomia differenziata, e questi mi hanno approvato il DDL sull'omotransfobia in Puglia. Allora, io non ho visto il testo, lo guarderò, però queste iniziative mi fanno pensare solo una cosa, che Fontana deve calendarizzare molto velocemente la mia legge contro l'insegnamento della teoria gender nelle scuole, molto velocemente. Spero che Fontana, che è della Lega invece, ascolti anche questa iniziativa di raccolte firme sulla mia legge, che non ho promosso io non l'ho promossa, è stata fatta in modo spontaneo dai cittadini, che ha già migliaia e migliaia di firme. Perché, insisto, lo Stato deve fissare dei principi generali, e il primo principio generale è che ognuno fa della sua vita quel che vuole, ognuno ama chi vuole, ognuno si sente ciò che vuole, ma queste cose non vengono insegnate nelle scuole ai bambini, perché sono competenza delle famiglie. Quindi, al netto della omotransfobia, che c'è già il nostro codice penale che la disciplina sufficientemente, che c'era una proposta di legge della Lega stessa che l'avrebbe disciplinata anche nello specifico, ma che a Zan non andava bene perché non c'era l'insegnamento scolastico nelle scuole di questi temi, perché questa era la scusa, loro non gliene frega niente della omotransfobia, loro vogliono arrivare alle scuole. Ora mi leggerò questo testo, ma se in questo testo c'è l'insegnamento scolastico, Fontana calendarizzi immediatamente la mia PDL, perché è ovvio che una legge di levatura nazionale costringerà tutte le regioni, perché questi poi sono principi generali dello Stato, a uniformarsi e a non fare queste cose. Fontana, lo so che se non ci ascolta lui, ci ascolta qualcun altro di Regione Lombardia, mi raccomando. E intanto WhatsApp, grazie, no, grazie. Fontana Lorenzo, non il nostro presidente di regione. Ma io la meno anche a quelli della regione, assolutamente, sono bipartisan in questo senso, perché anche qui in Lombardia a volte sembra che si dorma. WhatsApp a go, e ringrazio veramente, siete sveglissimi, ci avete suonato la sveglia al 340 6709 659. Buongiorno onorevole, allora
Macron ha fatto un colpo da maestro oppure no? Ci scrive Mario, e qui naturalmente si ritorna a parlare di Europa, ma soprattutto di Francia e di queste elezioni che Macron ha detto, beh, allora andiamo a votare, votiamo a votare, e porco cane, adesso sarà ancora lui il Deus ex machina, Laura. Allora, sapete che io sono onesta intellettualmente, no? Quindi qua bisogna vedere le due cose. La prima cosa, quella alta, quella etica, quella giusta. Nei confronti dei cittadini francesi ha fatto un colpo da maestro? No. Ha fatto una violenza, perché ha innescato un meccanismo atto a impedire alla, diciamo, maggioranza intesa come maggioranza di sentimento nel paese di non essere rappresentata, perché magari i numeri della destra non sono superiori a quella cozzaglia di sinistra che in comune non ha niente, però quelli hanno dei valori comuni, quelli a destra, e vengono messi ai margini per l'ennesima volta. Quindi nei confronti del paese ha fatto, secondo me, una cosa gravissima. Nei confronti della tattica politica, e il valore morale rimane comunque negativo, ma ha fatto una cosa molto intelligente. Cioè, quando lui ha indetto le elezioni, tutti a dire questo è un passo, io invece ho detto no, questo furbetto sta tutelando se stesso, nel senso che il suo obiettivo era tutelare la Presidenza della Repubblica, cioè se stesso, e così ci è riuscito. Si è azzoppato un po', ma comunque è riuscito a tutelarsi. E questo è grave per due motivi, non solo nei confronti della popolazione, come abbiamo detto, perché non hai tenuto conto della vera volontà degli elettori francesi, come ha detto Bardella, ma è grave anche per il sistema democratico francese, perché hai fatto prevalere la tattica sul valore vero della democrazia, che è ascoltare veramente cosa vuole la gente, e la gente non vuole senza dubbio una maggioranza di sinistra che non ha un elemento in comune, cioè questa maggioranza qua che si mette a fare il cosiddetto argine, no? Il cordone sanitario, non ha la stessa idea su niente, a partire dalla politica estera, da Israele e Palestina, dalla guerra Ucraina-Russia, sui temi economici. Quindi di fatto ha fatto una cosa grave per il presente e anche per il futuro, perché, come ha detto la Le Pen, ha semplicemente rimandato una stravittoria delle destre, perché in Francia stravinceranno le destre e rimarranno poi al potere per moltissimi anni. E ha risvegliato gli estremismi, qualcuno ci ricordiamo Giusto, che l'80% dei musulmani in Francia ha votato Mélenchon. Giusto, e anche qui ci fa capire quando noi portiamo nel dibattito certe discussioni su certe culture o non culture diverse dalla nostra, no? Domani dobbiamo prendere atto che ci saranno molti cittadini naturalizzati italiani che avranno magari provenienza musulmana, e molti di questi avranno un'idea della donna molto differente dalla nostra e molto penalizzante per la donna. Allora, se noi non insistiamo col fatto che nel nostro paese puoi rimanerci esclusivamente se dichiari di accettarne totalmente le regole, e la prima regola è parità uomo-donna, noi rischiamo domani di trovarci rappresentanze parlamentari che diranno che magari, che so io, la poligamia non è poi tanto sbagliata, capito? Te capì? WhatsApp 340-6709-659. C'è con noi la deputata della Lega Laura Ravetto che risponde alle vostre domande. A proposito di parità, signori, già è vero, è un po' che non ne parliamo. Che fine ha fatto la proposta di Zofili, scrive Luca, di far fare il servizio militare di 6 mesi ai ragazzi e alle ragazze dai 18 ai 26 anni? Non mi ricordo più, Laura, se ne abbiamo discusso. Sei d'accordo a far fare il militare ai giovani? Allora, la proposta è di Eugenio, giusto? Di Eugenio Zofili, giusto? Sì. Sì, sono d'accordo, perché secondo me è un momento molto educativo. Tra l'altro sicuramente andrebbe aperto anche alle donne, perché comunque io, quando ero al governo, a rapporti col Parlamento, fui invitata alla famosa scuola napoletana, no? E lì, militare, e lì ho visto
visto queste ragazze molto determinate, molto orgogliose, molto contente di partecipare, le quali, sai, dalle cose banali, no, che ti dicono qua c'è la doccia gelata, siamo obbligati a farla alle 7 del mattino, che poi tanto banale non è, che si devono fare il letto la mattina, tutto perfetto, che poi hanno i controlli, cioè è una cosa che io onestamente, se mia figlia volesse fare, sarei orgogliosa che la facesse. Questo al netto poi dell'utilizzo o meno delle armi per difendere il tuo paese, ma c'è proprio un'educazione, secondo me, insita, no? In queste scuole, che secondo me è una cosa bella, quindi sì, sono d'accordo. Che fine abbia fatto non lo so, anche lì sai come funziona, i gruppi decidono di portare avanti le proposte di legge, poi il Presidente della Camera aiuta nella calendarizzazione, quindi onestamente non sono preparata su dove sia. Sicuramente domani in aula lo chiedo ad Eugenio, così tra 2 lunedì, quando io e te ci rivediamo, lo so. Molto, molto volentieri, anche se c'è qualcuno che naturalmente pensa male, dice è militare perché si sta avvicinando la guerra mondiale e quindi... No, secondo me, ripeto, c'è proprio una funzione culturale in È vero, questo. è Non vero. so se sei d'accordo, però Assolutamente poi sì. io penso che Devono poi imparare anche se sono strani degli ordini, ma bisogna però rispondere positivamente lo stesso. È come quelli che diciamo noi a volte ai nostri figli, gli diamo degli ordini, diciamo fai le questa regole. cosa. A volte per loro sono delle cazzate, però bisogna sapere iniziare a vivere, a volte certo rispondendo a degli ordini che ti sembrano delle cazzate. Io sono di questo parere. A militare me ne hanno dati di ordini di tutti i tipi e avevi voglia Ma di poi non anche, farli. ma poi anche l'insegnamento del sacrificio. È vero. Cioè io che sono, lo sai, un iperliberale, per cui non troverai in me mai nessuno che possa condannare le scelte giovanili, che siano quelle del lavorare più o meno, del fare più o meno, ognuno la vita la porta avanti come ritiene, purché abbia in sé il concetto del sacrificio, cioè che per arrivare a realizzare qualunque tipo di obiettivo tu comunque debba impegnarti sacrificandoti, non per le vie brevi, diciamo, no? Per le vie furbesche. Secondo me questo insegnano in queste scuole. Con un saluto a chi è militare faceva finta di rompersi il dito per non fare più niente, essere demansionato. Ancora WhatsApp, certo, 34067096659. A proposito, troverete in tutti i telegiornali la notizia di Ralf Schumacher, l'ex pilota di Formula 1 che fa coming out: condividere la vita con un compagno è la cosa più bella. Ma anche qui nella Lega, insomma, si comincia a dire basta con i diritti civili, bandiera politica della sinistra. Ad esempio il segretario della Lega di Bergamo, Carrara, ma anche il consigliere comunale della Lega Stezzano, Luca Montanelli, dice sì al matrimonio tra coppie gay, e su alcuni quotidiani viene messa come se fosse una roba, la Lega dice sì al matrimonio sulle coppie gay. Ma io pensavo che già, insomma, avessimo superato questo scoglio e pensassimo magari un po' più avanti al fatto di cambiare sesso dalla mattina alla sera, che magari quello forse è il caso di pensarci un attimino, o no, Laura? Sì, ma premesso che noi abbiamo già disciplinato in aula le unioni civili, che io stessa ho votato, quindi onestamente non mi spingerei a dire il matrimonio, perché cioè già adesso tutte le esigenze che c'erano state palesate, che secondo me erano giuste, no? Una coppia omosessuale era ingiusto che non potesse avere, diciamo così, dei diritti di prelazione di subentro, ad esempio nella casa rispetto alla famiglia. Era ingiusto che non potesse andare a trovare in ospedale il proprio compagno ricoverato perché non era considerato partner ufficiale, ma queste cose sono state superate proprio con le unioni civili, quindi secondo me il tema non c'è più. Quello che penso io è che, tu lo sai come io sia sempre pro diritti civili, io penso però che si stia un po' andando a gettare fumo negli occhi alle persone, cioè quando la sinistra la butta sui temi civili è sostanzialmente perché o non sa cosa proporre di natura economica o di ricetta sull'immigrazione, se non quella di dire facciamoli arrivare tutti, però poi non c'è la controproposta su come gestirli, e allora butta lì il fumo dei diritti civili. Questo notalo, succede anche all'estero. Se tu pensi al programma dei democratici,
in America tu le ricette economiche le conosci? Ne parlano i giornali? No, però parlano tutti dei diritti civili. Allora, io credo che questo sia un po' una scorciatoia trovata dalla sinistra per differenziarsi dal centrodestra, perché non hanno delle soluzioni migliori del centrodestra in ambito economico o negli altri, diciamo, ambiti sociali. Però hanno fantasia, Luca mi ricorda che l'ANPI sta organizzando in queste settimane, insomma, e fa venire anche voglia di andarci, le spaghettate antifasciste, signori, contro l'autonomia, spaghettata antifascista. Ma non è una bella idea, dai! Vabbè, ma questo ti fa capire la differenza tra ideologia e buonsenso. Cioè, io mi aspettavo dalla sinistra, e quindi segnatamente anche dai mondi che gravitano intorno alla sinistra, delle critiche di merito eventualmente sull'autonomia, ma non ne riescono a fare, devono tirare fuori il fascismo. E sai perché non ne riescono a fare? Perché loro sono i promotori dell'autonomia, sono loro che l'hanno voluta in Costituzione, e quando hanno provato a farne misure applicative erano ancora più spinte di quelle di Calderoli. Quindi, non sapendo che cosa dire, perché qualunque critica di merito facessero o non ha senso, oppure potrebbe essere contraddetta dai loro diciamo scritti di qualche anno fa, la buttano sul fascismo e l'antifascismo. Questo è. E li salutiamo caramente quelli che stanno proponendo il referendum contro l'autonomia e sono lì a dire: ma che cazzo abbiamo scritto? Perché si sono accorti che persino nel referendum c'è qualche erroruccio che insomma dice: ma che raccogliamo firme per questa roba? E dice: ma staremo a vedere, viva la democrazia. Tra l'altro no, notiamolo, no? Si dice l'autonomia spaccherà il paese. Non è vero, è questo referendum che spacca il paese. Perché questo referendum, ripeto, incredibilmente promosso da chi ha introdotto l'autonomia in Costituzione, segnatamente il PD, promosso contro lo stesso Presidente della Repubblica, che ha promulgato la legge di Calderoli in 7 giorni senza un'osservazione, quindi questi vizi di costituzionalità evidentemente non ci sono, per ottimizzare su qualche voto al Sud, raccontandogli che penalizzerà il Sud, è cosa non vera, mette il Sud contro il Nord. Sono loro che spaccano il paese con queste iniziative. 340 6709 659, non risparmiateci, abbiamo ancora una manciata di minuti e giustamente arrivano WhatsApp su argomenti, per fortuna che ci sono, perché questa notizia dell'attentato a Trump, ve l'ho detto, ha completamente girato la pagina, sembra che non esista più nient'altro, e invece ci sono delle notizie negli scorsi giorni anche pesanti che non sono state commentate, ad esempio questa: schiaffi, calci, sculacciate ai figli, ma i genitori vivevano in un campo rom. La coppia rumena. Il tribunale li ha assolti. Pazzesco. Io quante volte ho detto nei miei dibattiti televisivi che mi stupisco sempre che gli assessori alle politiche sociali non vadano nei campi rom e non prendano tutti questi bambini sfruttati, portati nelle stazioni a rubare quando va bene, alla meglio a chiedere l'elemosina, non vengano sottratti ai genitori, perché sappiamo benissimo che se qualunque coppia italiana non mandasse a scuola il figlio, dopo 2 ore hanno gli assistenti sociali in casa che gli chiede che cosa sta succedendo, ed è anche giusto così. E invece questi bambini sono tenuti nei campi rom tra i rifiuti, dove bruciano i rifiuti, quindi dove ci sono sostanze tossiche, e nessuno dice niente. Poi un po' lo capisci perché? Perché se vanno lì, dicono qualcosa, li portano via, cercano di introdurli in un sistema virtuoso, poi c'hai qualche magistrato, perché non voglio pensare tutti, che dice che no, non è un problema, che questi bambini devono essere costretti a vivere così, perché è una situazione ambientale. Ecco, a me tutto questo fa schifo, te lo dico, schifo. E soprattutto ricordiamo, se beccassero Sammy Varin con sua figlia in braccio a chiedere l'elemosina, mia figlia verrebbe immediatamente sottratta a Sammy Varin e finirebbe ai servizi sociali. A loro non dicono niente, perché è un'antica tradizione rom fare ciò. Misteri. Ecco, che poi si collega anche un po' al discorso che facevo prima, no? Di uno Stato che deve imporre le sue regole di civiltà a chi sta qui.
Quindi tu puoi essere pure rom, decidere che tu sei stanziale, che poi tutti questi stanziali però poi stanno 30 anni da noi, non si è capito questa stanzialità dov'è. Ma va bene così, fai tutto ciò che vuoi, ma da noi si rispettano gli esseri umani, le donne, i bambini, gli uomini, quindi chiunque tocchi un bambino da noi avrà dei problemi con gli assistenti sociali. E invece no, noi diciamo che va bene creare delle comunità che vanno contro i nostri valori, contro le nostre regole e tenerle qua da noi. Questo è uno schifo. È uno schifo, ma ci sono molti che ammirano questo schifo e l'ultimo WhatsApp che mi è arrivato, certo, non ne abbiamo ancora parlato quest'oggi, ma fino alla scorsa settimana era in tutte le trasmissioni televisive, non lei fisicamente, ma il suo spettro, anche perché questa settimana forse comincia anche a lavorare all'Europarlamento, Ilaria Salis, eletta all'Europarlamento, lo striscione dei giovani della Lega fuori casa Salis a Monza, fuori casa del papà della Salis, che è molto peggio della Salis, cioè questo proprio manda querele e denuncia a tutti quanti. Forse abbiamo esagerato con questo striscione, so che in tutti i giovani della Lega e alcuni li conosciamo anche molto bene e sono stati denunciati, abbiamo ecceduto in comunicazione, ma soprattutto questa Ilaria Salis è ciò che fa lei, e quindi nonostante non abbia assolutamente problemi economici è andata a occupare appartamenti per dare il buon esempio, tra virgolette, e questo è ammirato da moltissima gente che a quanto pare l'ha votata proprio perché il suo modo di vivere è andare contro le leggi. Oppure, e qui dall'altra parte c'è il Sammy Varin, giustamente più buono, che dice ma no, è perché ci ha fatto pena, non poteva esistere che avesse tutte queste cose chiuse dentro in carcere, l'hanno trattata male, i scarafaggi, era legata con il cappio, avete capito. Ravetto, dove abbiamo sbagliato, ma soprattutto davvero noi siamo qui a parlare di un certo modus vivendi, ma ci sono un fracco di italiani che sono contrarissimi a questo modus vivendi, anzi. Ma allora, diciamo che se i giovani mi avessero fatto un colpo di telefono avrei suggerito loro di non farlo, perché il rischio di violenza privata, altre tipicizzazioni di reato è dietro l'angolo, perché comunque il papà di Ilaria Salis, ancorché faccia più politica probabilmente di me, però non ha un ruolo pubblico politico e quindi diciamo che seppur in buona fede potevano incorrere in questa situazione. Io penso però che un padre che appunto si è speso, è andato in TV, ha fatto eccetera, potrebbe evitare di denunciare dei ragazzi, indipendentemente da quello che poi si possa configurarsi o meno un potenziale illecito. Detto questo, ripeto, avrei consigliato di non farlo più che altro a loro tutela. Una cosa è sicura però, per me la gravità non è la Salis, il padre della Salis, il messaggio che è stato mandato sulle occupazioni abusive, cioè questo messaggio poi cavalcato dalla sinistra, per cui la cosa in sé sia una cosa buona, cioè si ha capito un esercizio di un diritto, ma stiamo scherzando, ma noi ci ricordiamo che i proprietari di casa, lascia stare i beni immobili pubblici che sono di tutti, voglio dire, è un danno fatto a tutti, ma i proprietari privati di casa che si vedono occupate le case e che magari ci pagano pure le tasse, anzi sicuro ci pagano le tasse, oppure tutti quegli anziani che sono stati ricoverati in ospedali per mesi e quando tornano si trovano la casa occupata. Per fortuna, diciamolo Sammy, nel decreto sicurezza voluto dalla Lega che va in discussione generale se non sbaglio, lunedì 5 agosto, c'è questo reato specifico per chi occupa e quindi ci sono pene decisamente più severe. E allora, per fortuna che la Lega c'è e per fortuna che c'è la deputata della Lega Laura Ravetto, troppo buono, che ogni lunedì torna in diretta. Per fortuna che c'è Sammy, certo, che movimenta tutto, con le sue provocazioni ci telefonano, ci scrivono, è un'ora veramente piacevole, grazie. È un piacere fare squadra, la nostra è una bellissima squadra anche con Antonino Danna e con gli altri speaker e giornalisti che vi tengono compagnia. Antonino, ci vediamo lunedì prossimo. E anche quei poveracci che mi chiamano dappertutto, che prende, non prende, che fa questa regia favolosa.
che mi chiama e mi dice Laura allora come va? Io dico qua prende male, la prende bene, insomma grande pazienza, lavori usuranti con la Ravetto, lavori usuranti. Telefonici molto usuranti, e grazie naturalmente ad Andrea che oggi pomeriggio qui in regia. Laura Ravetto torna lunedì prossimo, ma naturalmente la sentirete anche su altri media prossimamente, perché giustamente è una di quelle che quando deve parlare parla e la fanno parlare. Questo è bello, attenzione, non capita con tutti gli esponenti, soprattutto della Lega. La Laura Ravetto riesce a impossessarsi facilmente del microfono anche su altri canali. Brava Laura. Grazie, un bacio a tutti, un abbraccio a tutti, a lunedì prossimo. Ciao Sammy, a tra 2 lunedì. Ciao. Avete ascoltato l'altra metà del